Lo scioglimento del voto ha radunato la comunità di Rapallo al Santuario Mariano di Montallegro. Il vescovo ha invitato a non essere solo discepoli che ascoltano e ricevono, ma anche portatori della parola di Cristo. Nel caratteristico rione Scoglie a Chiavari si è tenuta la festa dei Santi Pietro e Paolo. Nell'occasione è tornata al Gruppo del Sale la statuetta della Vergine protettrice dei marinai. Nella parrocchia di San Paolo in Pila a Sestri Levante celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie, un particolare titolo sul quale si è soffermato il vescovo Alberto Tanasini nella messa solenne. Come applicare in concreto la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento? È stato questo il tema del convegno sul fine vita organizzato a Chiavari dall'Ufficio Pastorale della Salute. La testimonianza di Padre Olivo, 70 anni di sacerdozio, la fiducia in Dio, l'umiltà, l'importanza della condivisione nella vita comunitaria. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Non siamo una chiesa pigra. Con questo messaggio il vescovo della diocesi di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, ha chiuso solennemente i festeggiamenti in onore di Maria di inizio luglio, che hanno coinvolto principalmente le comunità di Chiavari e di Rapallo, ma più in generale tutta la nostra diocesi. Il vescovo è salito al Santuario Mariano di Montallegro per la tradizionale celebrazione in occasione dello scioglimento del voto. Presenti come sempre le autorità cittadine e i rappresentanti dei sestieri. Non possiamo essere una chiesa pigra, ferma, bloccata. Il Papa Francesco in fondo riprende l'invio di Gesù dicendo che chiede una chiesa missionaria, una chiesa che annunci, una chiesa che viva il Vangelo, una chiesa che si scuota. Gesù ci chiede di non essere solamente discepoli che ricevono e che ascoltano la parola, ma anche dei portatori di ciò che Lui ci ha dato. Se riceviamo l'annuncio del Regno, dobbiamo essere noi stessi in prima linea a portare questo messaggio. Questo uno dei messaggi che Monsignor Alberto Tanasini ha sottolineato maggiormente durante l'omelia, di fronte ad un nutrito gruppo di fedeli, giunti a Montallegro nonostante la pioggia battente. Tra questi era presente anche il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, per la consueta firma degli atti a testimonianza dell'offerta in favore del santuario. Anche come normale partecipante, prima che come primo cittadino, è un momento molto emozionante, è forse uno dei momenti più emozionanti di tutto l'anno e di tutto naturalmente anche il mandato elettorale. Come sono andate le festività di luglio? Sono andate molto bene, c'è stata molta soddisfazione da parte di tutta la cittadinanza, sono le feste principali della nostra città con un fortissimo riconoscimento per la nostra Madonna di Montallegro. È stato un anno estremamente positivo, è un anno che, consentitemi, anche particolare, in quanto sapete bene quello che è successo il 29, ci ha veramente fortemente caratterizzato un anno molto difficile per la pubblica amministrazione, però che ha avuto un miracolo. Ricordiamoci che è tutto a posto e secondo me grazie alla Madonna di Montallegro non abbiamo avuto neanche un ferito. A volte le difficoltà, come possono essere stata la catastrofe della mareggiata di ottobre, comunque riescono anche ad unire una comunità. Sì, nel nostro caso Rapallo ha risposto molto bene, c'è stata una vicinanza al sindaco molto positiva e molto anche, consentitemi, affettuosa. E poi l'abbiamo vista anche come risposta elettorale. E siamo stati tutti uniti con un unico obiettivo, Rapallo. Rapallo per noi viene prima di tutti e riuscire a riportare Rapallo alla normalità è veramente stata una sfida che ci ha accomunato tutti assieme, anche con i comuni vicini che ci hanno aiutato molto, Santa Margherita e Portofino e soprattutto la Regione Liguria. Un voto che si rinnova, ha sottolineato Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Nostra Signora di Montallegro, facendo riferimento alla mareggiata di ottobre, che, nonostante gli enormi danni alle cose, non ha causato vittime. Lo scioglimento del voto è un'occasione comunque per rinnovare la nostra appartenenza della Chiesa attraverso il volto di Maria, ha detto il Vescovo. È un'occasione per il popolo di Dio che è in Rapallo di accorgersi a chi appartiene. Di fatto si ci vota, cioè si ci lega
a colui o a colei che riconosciamo essere nostro custode, nostro protettore. Era il 1657, proprio 100 anni dopo l'apparizione, quando il popolo di Rapallo ha sperimentato in una forma generale la custodia di Maria, perché nessuno fu colpito dalla peste, dal colera che allora decimava le vittime in tutte le altre città. Questo voto non è stata l'unica occasione in cui la Madonna ha protetto Rapallo, noi ne ricordiamo assolutamente con gratitudine quello che è accaduto lo scorso ottobre, quando abbiamo registrato il danno alle cose ma non alle persone. Quindi è un voto che si rinnova, anche perché occasioni per sentire la custodia di Maria ne abbiamo tutti. Rapallo è salita, nonostante il tempo impervio dell'inizio di questa giornata, in una forma corposa. E ha scoperto ancora una volta, ha ridetto a se stesso: io sono di Maria. Come fate a vivere questa celebrazione proprio come un rinnovamento e non come magari una tradizione annuale a cui partecipare con i parenti? Ma io credo che la tradizione bisogna ben capirla, la tradizione è la strada sicura, alcune cose si fanno per tradizione, poi l'uomo intelligente sa scoprire che cosa c'è dentro e che cosa c'è sotto. L'uomo che non è intelligente ha bisogno di tante spiegazioni, e credo che il popolo di Rapallo sappia che attraverso i gesti ripetitivi della tradizione ci stia dentro la convinzione e la certezza che la Madonna è davvero la madre di questo popolo, la madre di tutti gli uomini, ma qui a Rapallo la sentono particolarmente come loro. Come sono andate le festività in luglio? Ma il bilancio è decisamente positivo, abbiamo finalmente ripristinato la festa nella sua interezza. L'anno scorso la processione aveva percorso una strada diversa dal consueto, quest'anno è passata sul lungomare, si è fermata dal castello e gli orari sono stati rispettati, gli spettacoli hanno avuto un livello alto tecnicamente parlando, direi che possiamo essere più che contenti in generale, e siamo qua a Montallegro a sciogliere il voto, e quindi direi l'ideale conclusione di queste feste del 2019 in maniera decisamente positiva. Quanto è importante il lato organizzativo per far sì che comunque un evento così partecipato, come può essere ad esempio stato la processione, possa essere vissuto bene da tutti? Beh, è fondamentale, anche se poi all'ultimo qualche incertezza capita, perché naturalmente c'è tantissima gente, gli attori in campo sono tanti e quindi mettere in sinergia tutti non è semplice. Sicuramente è una macchina che si mette in moto molti mesi prima, ci sono contatti, ci sono riunioni, insomma si cerca di prevedere l'imprevedibile, poi ci affidiamo anche alla Madonna in tutto questo naturalmente e ringraziamo sempre tutti quelli che soprattutto volontariamente danno la loro opera, e poi le forze dell'ordine, chi si mette in campo a volte probabilmente anche un po' suo malgrado, ma lo fa con grande professionalità e con grande disponibilità. Ora andiamo nel quartiere chiavarese degli Scogli, che come tradizione festeggia con particolare solennità i Santi Pietro e Paolo, ed in particolare quest'anno, in occasione della festa di San Pietro, c'è stata una cerimonia particolare. È stata riposizionata su uno scoglio nella zona del Gruppo del Sale, poco distante dalla celebre piazzetta dei Pescatori, dove è stata celebrata la Santa Messa, un'immagine di Maria che era stata data per dispersa dal giorno della mareggiata, quando le onde l'avevano inghiottita. È stata l'occasione per riposizionare questo punto di memoria e di fede caro a tutto il quartiere. Vediamo. La statuetta della Vergine è stata ricollocata sulla roccia al Gruppo del Sale. La precedente, che resisteva dal 1997, è stata inghiottita dalle onde nella mareggiata di fine ottobre. L'inaugurazione si è svolta in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo del rione Scogli. A benedire la statuina il diacono Francesco Pignataro. Grazie a Marco Levaggi e al Comune, la Vergine è tornata ad indirizzare il suo sguardo protettore verso il mare. Con la mareggiata del 29 e il 30 ottobre, la Madonnina, che era stata posta nel 1997 al Gruppo del Sale, è scomparsa in mare. Si tratta di un simbolo per tutti coloro che credenti che vanno in mare, tutti i marinai, ma anche per tutte le generazioni di chiavaresi che abbiamo fatto il bagno lì nella zona del Gruppo del Sale. Era un simbolo di tutti noi chiavaresi e oggi sono veramente orgoglioso di ripresentare questa Madonnina ai chiavaresi con la benedizione
ed è giusto farlo nella festa degli Scogli e la festa di San Pietro, perché questo rione testimonia la vicinanza di Chiavari ai marinai, per cui ripristiniamo una tradizione che c'è da tutti. Ricordo a tutti che è la terza Madonnina che viene messa in quel posto, perché periodicamente con le mareggiate scompaiono. Si è occupato del recupero, chi ha realizzato anche la Madonnina? Sì, Marco Levaggi, agente della Polizia Municipale di Chiavari, si è dato un grande affare per recuperare la Madonnina, lui che è residente nel quartiere degli Scogli, e di questo lo ringrazio vivamente a nome di tutta l'amministrazione comunale. Alla cerimonia hanno partecipato diverse imbarcazioni, canoe e gozzi, una festa nella festa, quella del rione Scogli, che grazie ad alcune novità introdotte nelle serate ha portato numerose persone in piazza. Quali sono le novità di quest'anno della festa? Le novità sono innanzitutto che le 2 serate abbiamo cercato di modificare l'intervento musicale rendendolo un po' più attuale e la folla, la presenza ci ha dato ragione, nel senso che in particolare ieri sera c'era la piazza stracolma, quindi eravamo contenti. Ecco. Qual è il senso di questa festa? Il senso di questa festa è il quartiere ormai ha cambiato completamente caratteristiche, quindi noi ci sentiamo onorati di rappresentare la continuità del vecchio quartiere degli Scogli, che ormai non è più quello di prima, ma noi rappresentiamo ormai la continuità del passato. Ecco. E la gente è sempre legata a questa festa? Ma sì, la gente è legata. Ora i soci che derivano dagli Scogli, i nostri soci ormai sono rimasti pochi purtroppo, però è rimasto lo spirito, ecco. Quindi noi continuiamo a portarlo avanti. Oggi è stata l'esempio classico, oggi la manifestazione sostanziale è quella di oggi, le serate sono di contorno. Ecco. E nel suo caso un bilancio di questi 2 anni alla Presidenza? Si voleva cercare di recuperare un po' di spirito. Probabilmente ci siamo riusciti, adesso vedremo se continueremo. Ecco. La messa è stata celebrata dal parroco Don Giacomo Canepa, che ha voluto recuperare il senso più profondo di una festa che parla di mare e di pesca. Gesù a noi, soprattutto in questo contesto, un po' alla città di Chiavari, a questo quartiere un po' storico, antico di Chiavari, questa festa che parla anche di mare, di pesca, ci dice il passaggio del Vangelo come Gesù andava decisamente, sceglie di andare a Gerusalemme per seguire la sua vocazione, la sua strada. Ecco che noi davvero possiamo pensare per Chiavari, per noi, per tutti queste 2 cose. Intanto che credere vuol dire vivere la propria vita in pienezza, non vuol dire solo una serie di riti, di tradizioni, nemmeno di preghiere, ma proprio Gesù vuole che nella libertà portiamo a compimento la nostra vita e che questo lo facciamo, la seconda cosa, decisamente, cioè davvero la fede sia non una fede a singhiozzo, non una fede solo legata ad entusiasmi, una fede solo legata a certi momenti, ma una fede che è una scelta giornaliera, quotidiana, decisa per Gesù. La parrocchia di San Paolo in Pila, Sestri Levante, ha celebrato con particolare solennità la festa mariana di Nostra Signora delle Grazie, un titolo particolare sul quale si è soffermato il vescovo Alberto Tarasini nella celebrazione solenne per spiegarne il significato e avere così l'occasione per ricordare come sia necessario fare memoria di tutte le grazie che il Signore concede anche quando la distrazione prevale. Di Maria è eccezionale e determinante per la vita della Chiesa e la parola di Dio lo mette in evidenza. Trae spunto dalla narrazione evangelica del miracolo alle nozze di Cana la riflessione proposta dal vescovo Alberto Tarasini in occasione della festa della Madonna delle Grazie celebrata a San Paolo in Pila. Per Don Enzo Frisino è stato l'ultimo anno che ha guidato le celebrazioni come parroco della comunità sestrese. Le grazie, ha sottolineato il vescovo, sono favori che attraverso Maria chiediamo al Signore, certi della presenza attenta e costante della Madre di Gesù. E sappiamo che è attenta alla nostra vita, come è stata attenta alla vita degli sposi a Cana. E sappiamo che non ci abbandona, perché ha avuto questo compito da suo figlio e lei svolge questo compito con verità, dedizione,
senza risparmiarsi e senza limitarsi. Monsignor Tanasini ha quindi invitato i fedeli a prestare attenzione a tutte quelle grazie di cui non ci accorgiamo più, perché date per scontate o perché non le riteniamo più doni particolari di Dio. Accorgiamoci invece delle grazie che davvero, per l'intercessione di Maria, riceviamo giorno per giorno. Scopriamo le strade della provvidenza, di cui Maria è madre, le strade per cui riceviamo quello che ci sostiene nella vita. In questo modo noi onoriamo Maria, la Madonna delle Grazie. Sia lodato Gesù Cristo. Ora facciamo un passo indietro e torniamo con le immagini e le interviste a qualche tempo fa, quando al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari è stato ospitato un convegno dedicato alle tematiche riguardanti il fine vita, organizzato dalla Pastorale della Salute della nostra diocesi, ma più in generale inserito nell'ambito di un percorso di formazione offerto in tutta la Liguria dagli uffici di Pastorale della Salute delle diocesi della regione ecclesiastica ligure. È stata l'occasione per fare il punto sui contenuti specifici della legge cosiddetta sulle DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, la cosiddetta legge sul testamento biologico, anche se il termine è improprio. È stata l'occasione per mettere in luce quali sono gli elementi di criticità di questa legge e tentare di capire, attraverso la testimonianza degli stessi operatori sanitari, quali possono essere le strade per la sua applicazione concreta. Ma sentiamo in particolare le interviste che abbiamo realizzato. La dimensione etica è la grande questione della medicina moderna, le nuove scoperte sul fronte della scienza. Le frontiere della tecnologia applicate alla medicina aprono ogni volta nuovi scenari. Il caso della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, il cosiddetto testamento biologico, è un tema complesso sotto diversi profili. Per questo gli uffici pastorali della salute della Liguria hanno organizzato un corso di formazione con tappe in ogni diocesi. A Chiavari e al Centro Acquarone sono state affrontate le diverse sfide etiche create dalla legge sulle DAT e ancora prima i problemi di natura interpretativa. Uno dei problemi di questa normativa, quella cosiddetta sulle DAT, sulle disposizioni anticipate di trattamento, è che lascia aperte più domande che risposte e ci sono alcuni ambiti che devono essere chiariti. Infatti in questo momento viviamo una sospensiva fino al settembre di quest'anno, perché qualcuno dovrà intervenire, in particolare è previsto un intervento del Parlamento per fare chiarezza in questi scenari. Ecco, laddove la legge non è chiara si aprono tanti dubbi e tante questioni e quindi è possibile che ci si trovi in difficoltà e non si sappia in quel momento specifico quale scelta è opportuno prendere. Anzitutto una sfida dall'accompagnamento della persona perché non si senta mai sola. Un'altra sfida è per l'operatore sanitario, il medico e l'infermiere, quello di essere coerente al suo mandato professionale e alle sue scelte valoriali, personali, anche laddove fossero scelte religiose. Nel momento in cui ci dovessero essere dei conflitti, la domanda etica si impone e ognuno deve fare le proprie scelte secondo il proprio apparato valoriale e secondo la propria dimensione etica e per alcuni anche religiosa. Nel caso dei cattolici, laddove la dimensione etica dovesse entrare in conflitto con la legislazione, si troveranno a dover fare una scelta tra Vangelo e legislazione. E appare evidente, almeno per chi è convinto delle proprie scelte di fede, che prevarrà il Vangelo. Il corso ha avuto anche lo scopo di ascoltare gli operatori sanitari che sul campo devono fare i conti con una normativa che in alcuni casi può rivelarsi complessa nella sua applicazione. Il momento di formazione di oggi è molto utile per gli operatori sanitari perché serve per individuare alcune criticità della normativa, alcune metodologie di applicazione della normativa in campo pratico, quindi anche attraverso l'esperienza diretta degli operatori sanitari e soprattutto ascoltando gli stessi operatori sanitari che sono i primi che ovviamente sono deputati all'applicazione di tale normativa. E ovviamente sono i primi che
verificano e si trovano davanti problematiche da affrontare e devono avere una soluzione giuridica per affrontare tali problematiche. Ci sono aspetti sia di carattere generale ma anche pratico, qualche esempio? Allora, abbiamo degli aspetti problematici di questa normativa sia a carattere generale e quindi relativamente al discorso dell'eventuale applicabilità del diritto all'obiezione di coscienza, delle considerazioni dell'idratazione e della nutrizione artificiale come trattamenti sanitari. Abbiamo poi problematiche molto più specifiche come per esempio la gestione del consenso reso da soggetti che pur non giuridicamente incapaci non sono di fatto in grado di esprimere tale consenso e quindi l'approccio che i sanitari dovranno avere e devono avere nella risoluzione di questo tipo di problematiche. Ci sono dei punti di riferimento per gli operatori che si trovino ad affrontare dubbi in merito proprio a questa normativa? Allora, la normativa non prevede espressamente la possibilità di soggetti di riferimento, però sarebbe opportuno che le aziende sanitarie al loro interno possano delegare uno o più referenti in modo da poter dare una risposta immediata e precisa e coerente con la normativa in tempi ristretti come richiede la pratica sanitaria. Si avvicinano le celebrazioni in onore di Nostra Signora del Carmine che coinvolgeranno diverse comunità parrocchiali del nostro territorio. Sarà celebrata con particolare solennità la processione mariana in onore di Nostra Signora del Carmine nella parrocchia di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante domenica 21 luglio. A Lavagna martedì 16 luglio alla sera la solenne processione per le vie della città. Nella comunità di Nozzarego a Santa Margherita Ligure solenni festeggiamenti nella giornata di domenica prossima, quando il vescovo Alberto Tanasini salirà al santuario mariano di Nozzarego per la celebrazione della Santa Messa solenne alle 10. Nel pomeriggio di domenica alle 17:30 a celebrare l'Eucarestia sarà Don Giuseppe Privitera, parroco di San Lorenzo della Costa. A seguire ci sarà la processione. Martedì 16 luglio, giorno della memoria liturgica di Nostra Signora del Monte Carmelo, alle 18 la Santa Messa presieduta da padre Francesco Calvi dell'Ordine dei Frati Minori di Milano, al termine della quale ci sarà la benedizione degli scapolari. Ora vi proponiamo una testimonianza, quella di padre Olivo Pallanc, sacerdote dei Padri Scolopi di Chiavari, 94 anni portati splendidamente, 70 anni di sacerdozio festeggiati proprio qualche giorno fa. Padre Olivo venne infatti ordinato sacerdote il 29 giugno del 1949 a Roma. In questa lunga intervista abbiamo ripercorso alcune delle tappe salienti della sua esistenza, della sua missione pastorale che si è concentrata soprattutto a Milano ma anche a Genova e a Roma. E poi abbiamo con lui voluto parlare delle gioie, delle difficoltà della vita consacrata e cercare di cogliere alcuni dei segreti della gioia che manifesta sempre nella vita di tutti i giorni e che colpisce tanto le persone che sono così affezionate alla comunità dei padri che amministrano la chiesetta di via Rivarola a Chiavari. Allora seguiamo insieme questa lunga intervista, io così vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana. Settant'anni di sacerdozio non sono sicuramente uno scherzo. Tanti anni sono passati, tante cose senz'altro da raccontare, ma soprattutto quella che lei può dare è una testimonianza. Non solo a chi sceglie la vita religiosa, ma a tutti noi probabilmente. Da dove è nata la sua vocazione? La mia vocazione è nata al paese che facevo il chierichetto e mi piaceva fare il prete, ma non sapevo degli scolopi, quindi gli scolopi sono venuti dopo. Invece era più attratto verso i padri camigliani, perché loro venivano a casa, li vedevano, scolopi. È arrivato un giorno padre Secondo Mazzarello, è andato in canonica, ha parlato con lei, e il parroco mi ha chiamato. E lì mi ha parlato, non mi ricordo più niente di quel che ha detto, però mi ha parlato, alla fine ha detto,
ti piacerebbe venire a Ovada? Ho detto sì, ho detto subito sì. E in realtà poi, dopo un po' di tempo, mi arriva la chiamata di andare a Ovada. Fino a Milano mi ha accompagnato mio zio che era ferroviere. A Milano c'era un padre con altri ragazzi e siamo arrivati a Ovada. Quanti anni aveva? Avevo finito la quinta elementare, quindi sugli 11 anni, 10-11 anni. E lì è iniziata la sua formazione? È iniziata in quel momento, quindi era poco più che un bambino. In quel momento ho visto gli scolopi, quindi ho fatto il ginnasio a Ovada, poi sono andato a Finalborgo e lì ho fatto il noviziato, la prova lì. E più andavo avanti, più mi trovavo bene. E quindi da lì poi sono passato a Roma. A Roma ho fatto il liceo e la teologia. Però noi avevamo praticamente un seminario molto grosso lì, che veniva avanti, e non ho fatto la facoltà di teologia, ho fatto i corsi seminaristici. Bene. E quindi, però, per il diaconato e il sacerdozio ho dovuto superare gli esami in vicariato di Roma, quindi, no? Però fino poi era bello perché gli esaminatori nostri, quelli, avevano più fiducia di noi che del seminario che non di quelli della facoltà. Comunque sono arrivato nel 1949 a essere ordinato sacerdote da Monsignor Traglia, che poi sarà fatto cardinale. E che cos'è che le è piaciuto di più del carisma dei padri scolopi? È star con i ragazzi. Da lì. Perché normalmente, anche se non sono stato tanto nelle scuole nostre, perché praticamente io nei nostri istituti la scuola l'ho fatta solo a Savona, praticamente dal 51 al 55, perché avevo preso sia la licenza liceale sia la magistrale, per cui potevo fare scuola e ho fatto per 4 anni, ho fatto le elementari lì a Savona. Nel 55 i superiori mi hanno chiesto se volevo andare a Roma nella parrocchia e lì da Roma, poi sono andata a Milano, poi Genova, ho fatto 37 anni nelle parrocchie. Praticamente ne ho fatti 7 anni a Roma, 8 anni a Genova, 22 a Milano. Però anche se faceva servizio nelle parrocchie, dunque la cura pastorale doveva essere per tutti i fedeli, questa passione per lo stare con i giovani non l'ha mai abbandonata, insomma. No, perché anche a Savona, oltre che alla scuola, avevo il convitto e c'erano ragazzi e più mi chiamavano ad aiutare il padre al semiconvitto, quindi poi a Roma avevo l'oratorio giovani e ragazzi e lì facevo settimanalmente l'incontro con i catechisti e con i giovani. E poi c'era anche, in generale si faceva la domenica lì, il catechismo dei ragazzi. Poi a Roma andavo a fare le 20 ore integrative, allora c'era, nelle elementari, quindi. Ma il lavoro più grosso è stato quello di Milano.
22 anni c'è stato, in un quartiere periferico particolarmente complesso. Sì, ma inizialmente sono arrivato lì e ho ripreso la scuola. No, quando sono andato a Milano, mi hanno mandato a Milano, al convitto Girola. Era un convitto dove c'erano ragazzi dalla quarta elementare fino alla terza media. Poi sono venuti anche i professionali. Ed erano figli di operai. O era morta la mamma o era morto il papà. Quindi allora c'era l'Enauli e ce li mandavano lì. Praticamente ho avuto circa 120 ragazzi. I primi 2 anni ho seguito un gruppo solo, poi sono diventato direttore di tutto il convitto e lì e sono entrato nella scuola. Dato che andavano anche a scuola statale, sia quelle elementari sia le medie, per me era utile perché li potevo seguire, insomma, da lì. Però anche lì non ho mai accettato di superare 12 ore per poter poi stare così. Comunque è stata un'esperienza. E lì sono riuscito poi anche a inserirmi nello scautismo. E sono tutto il ballo a Milano 50, no? La questione della difficoltà di introdurre un'organizzazione di questo genere in un istituto che io avevo la direzione, ma non l'amministrazione. Per cui molte volte si usciva, ma si entrava tardi. Comunque ho avuto sempre, soprattutto il vicepresidente, che era praticamente il nipote del fondatore, mi ha sempre protetto, quindi sono riusciti a mettere, perché è difficile in un convitto mettere organizzazioni di questo genere, però sono riuscito, e lì ci sono stato 10 anni. Dopo 10 anni mi arriva il superiore e mi chiede se voglio andare con gli handicappati. A Inverigo c'era Ippolio allora. Io ero superiore, quindi ho dovuto rinunciare ai superiori per andare con gli handicappati. E ma sono stato un anno solo. E da lì sono andato a Milano nella parrocchia. E poi il parroco mi ha detto chiaro e tondo: guarda, vai a Fleming, cerca di seguire Fleming perché Fleming era un gruppo di case, 600 famiglie, ed era separata dal resto da una strada di traffico e non venivano qua. Allora io sono andato lì, ho avuto la fortuna di avere un bel gruppo di giovani, questo sì, cominciando con 2 di Comunione e Liberazione. Poi si sono aggiunti gli altri. E quello che praticamente sono arrivata a 40 di giovani ed erano praticamente animati da quel gruppo di Tesè. Cioè c'era l'attività e la preghiera. No? E quella per me è stata la fortuna. Perché allora abbiamo iniziato un'attività di là. È vero che io andavo là all'inizio, per esempio alle 2, con 3-4 giovani, non di più. Si apriva l'ambiente, venivano i ragazzi, si iniziava con la preghiera e poi dopo un po' che li faceva giocare, dopo scuola. Dopo un po' di tempo sono venuti anche dei professori ad aiutare. Comunque io poi alle 3 andavo via perché c'avevo l'ufficio e via di seguito.
Però loro, quando alle 6 terminavano, pregavano, andavano a casa. Per di più, i giovani, ce n'era sempre uno che se era una vecchietta doveva andare dal medico, questo giovane l'accompagnava. Se avevano bisogno di fare un lavoro in casa, il giovane andava. E questo soprattutto poi è venuto molto più semplice quando uno dei giovani, il servizio militare, ha fatto l'obiezione e l'abbiamo tenuto lì. E allora stava tutto il giorno. E allora i vari problemi ce li diceva lui e andavamo così. E così in quegli anni è riuscito proprio a costituire un tessuto in quel quartiere. Sì. Per i ragazzi, invece, i ragazzi della prima comunione o cresima, il catechismo no, venivano in parrocchia. Se non c'era nessuno, c'era un giovane che li accompagnava. Avevano aperto un centro per, come si chiama? Sclerosi multipla. E io andavo tutte le sere, da lunedì a venerdì. Il sabato andavo a dir messa, invece, la domenica no. Questa era una quarantina di ospiti così. E lì ho incontrato veramente grossi problemi. Gente che si è vista abbandonata quando hanno scoperto che aveva una sclerosi multipla. E andavo lì. E sono stato contento quando mi hanno chiesto, lì parlavo del documento del Papa, il dolore salvifico di Giovanni Paolo II. L'ha voluto tutti. Allora dovevo andare in cerca, comunque la libreria me li ha procurati e è andato lì. E quella anche è stato nato. E insomma, da lì poi sono venuta a Genova. Per esempio, l'ora d'adorazione l'ho incominciata a Milano. Bene? Il primo venerdì del mese c'era portato l'atto della preghiera, no? E si pregava per le vocazioni. Va bene? Da lì. Poi c'era questo il fatto che c'era molto legame tra, per esempio, io che avevo i giovani, ma che facevano parte del gruppo dei giovani, che c'era un altro padre, andava molto lì. E questo vuol dire moltissimo, cioè c'era una comunità lì. Tanto è vero che in quel periodo lì sono usciti 3 sacolopi, un diocesano, un legionario di Cristo e uno, come si chiama? Un oblato di Maria. Quindi aveva seminato bene. No, non mica seminato soltanto io, no. L'importante di essere credibili come comunità. E lì è stato un lavoro molto... ma si lavorava insieme, perché per esempio quando si pregava alla sera, l'ora d'adorazione, c'erano anche i padri, insomma, non è che la gente si vede, no? Senta, invece da quando è qui a Chiavari ovviamente i servizi che lei deve svolgere sono molto diversi. Uno che è stato così attivo come lei, non l'ha patita un po' in questi anni? No, perché inizialmente quando sono venuto sapevo lì. Allora, certamente qui era da potenziare, forse di più, il rapporto personale o sacramentale, bene? Però, dico la verità, sta lì. Sono sempre andato a dir messa fuori. Sono andato perfino a Rocca Tagliata. No, per esempio, tante volte sono andato. Qui in parrocchia. Poi, quante volte Doppino mi chiamava per andare a dir messa? No, c'era, no, da lì. Qui si potrebbe potenziare, ma tante volte parlando con i preti qui da lì,
La mia idea era di vedere un po', di realizzare un centro di spiritualità, ma non come casa, ma che avessero più possibilità di incontri di preghiera, ma organizzati. Avevamo per un po' di tempo qui di Comunione e Liberazione che venivano 2 volte all'anno a fare la liturgia penitenziale, poi non sono più venuti, però lì siamo sempre disponibili se si chiama. L'altro giorno, quando ha celebrato la messa per i suoi 70 anni di sacerdozio, lei a un certo punto ha detto il segreto per una vita vissuta con gioia. Ce lo può ripetere? Qual è secondo lei questo segreto? Fidarsi di Dio è il segreto per percorrere con gioia il cammino della vita. Fidarsi di Dio. Fidarsi di Dio, quello che ha fatto San Paolo. E in questo modo qui sono andato avanti. D'altra parte, qui non è messa certa, ma quando ero a Milano, io dovevo andare a confessare che mi venivano gli attacchi di coliti, oppure renali, coliche renali. E dicevo, Padre Eterno, caro mio, io devo andare a confessare. Dopo 5 minuti partivano, andavo. No, sono un graziato in questo qua. Per cui dico sempre, se vuoi che lavori, mi tieni le mani sulla testa. Per ora. Io credo che per vivere bene la vita ci vuole entusiasmo. Cioè, darsi ragione di quel che faccio. Non è facile. Allora, vabbè. Un'altra cosa che ha detto, che ha colpito molto sicuramente tutti quelli che erano in chiesa, è che lei si è lasciato afferrare da Cristo, come San Paolo, d'altra parte, è corretto. Questo ha dato un'impronta a tutta la sua esistenza. Sì, perché nel cammino di formazione non sempre è facile. Possono capitare anche le crisi, però approfondire la crisi si fa presto, ma capire la ragione della crisi è un po' più difficile. Beh. In 70 anni di vita sacerdotale le crisi, quindi lei le ha affrontate così, approfondendone le cause. Approfondendo le cause e pensare a chi mi ha chiamato. Perché la vocazione è un dono. Poi, se riesco a fare qualcosa di bene, di che merito? Di quel di sopra. Tutto sta lì. E che si pensa poco a quel di sopra. Si pensa al fare. E un po' questo è la crisi che hanno un po' anche i diocesani. Il fare, ma prima bisogna essere. L'hai fatta filosofia? Il fare segue l'essere. E allora no, ci vuole una buona dose di umiltà. Non credersi chissà che cosa. Per esempio, il fatto che io ero superiore, che il provinciale ha bisogno di me, potevo dirgli no, e non poteva fare niente. Gli ho detto di sì, sono andato. E sono sempre stato felice. Quindi nell'obbedienza lei è sempre stato felice? Sì. Perché oggi sembra che la libertà sia fare un po' quello che si vuole e che quello che io desidero automaticamente è un mio diritto. Infatti oggi, pratichiamo anche nelle confessioni dei religiosi e delle religiose, la crisi non è della persona, è la crisi della comunità. Ed è un guaio.
l'importante della vita consacrata è la comunità. Ma perché? Perché la vita consacrata, la comunità, realizza, in quanto la comunità è segno dell'amore trinitario di Dio. Oh. La vita consacrata è l'autorizzazione di questa carità, di questo amore di Dio trinitario. Ma dove si realizza? Nella comunità. Quindi quando uno fa una programmazione, la deve essere approvata da tutta la comunità. Non vado io per conto mio. Cioè, questo qui. Senta, e ai giovani che oggi sono molto spesso tristi? Dicono tutte le statistiche, gli studi, la cultura, l'arte, i giovani oggi sono tristi. Lei che cosa si sente di dire con questo sorriso? No, è la questione con i giovani, bisogna essere chiari. Non prendere così. I giovani sono più buoni di quelli che crediamo. Bene, è che non li sappiamo prendere. Sono dei radicali. Allora li presento la vita com'è. Li presento sia anche le difficoltà, ma anche il positivo, e lo metto a confronto con una vita che è tutto negativa. Io non lo so quanti parlano di vocazioni, ma parlano sul serio, fanno discorsi. Dare una prospettiva alta ai giovani. Sì, dare una prospettiva. Ormai io non sono più giovane. Lei è sempre giovane, padre Olivo. No, cerco di tenere. No, ma anche a Milano i giovani li confessavo più io che non i padri più giovani di me. Comunque sono abbastanza contento, dai.